Benvenuti, io mi chiamo Andrea Campurra, sono il presidente dell'Associazione dei Produttori Sardegna Bio, che è l'associazione capofila del comitato promotore del costituendo distretto del biodistretto Sardegna Bio. Capofila appunto del comitato promotore è costituito da Coldiretti Sardegna, ANCI Sardegna, ITS Fondazione I Sassari, Città Metropolitana di Cagliari e Comune di Cagliari. Abbiamo iniziato questo percorso da quasi un anno ormai, discorso nato con l'idea di promuovere la cultura del biologico, la produzione del biologico, produzione per cui la Sardegna è particolarmente vocata, ma che al momento non è per nulla sviluppata. Così abbiamo deciso con un gruppo di aziende di associarci per andare a costituire appunto il distretto. Il distretto è una grande opportunità che la legge mette a disposizione per le regioni, per i territori, e in questo caso si tratta di un distretto che parte dal basso, parte dalla base, parte appunto dai produttori che hanno voglia di costruire, di mettersi in rete per fare un qualcosa di importante, per far sviluppare la Sardegna e tutte le sue produzioni che, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, sono delle eccellenze a livello nazionale e mondiale. Il percorso che abbiamo svolto fino ad oggi, dopo aver fatto circa una ventina di incontri, è stato lungo ma particolarmente partecipato. Siamo stati seguiti in tutto l'iter dall'agenzia Laore della Regione Sardegna, che ci ha guidato, presi per mano passo passo, nel coinvolgimento dell'azienda nel processo partecipativo e nelle animazioni territoriali. Di fatto siamo riusciti a fare una cosa che nemmeno noi ci aspettavamo, nel senso che è stato un work in progress molto importante. Siamo riusciti a coinvolgere 8 filiere, la filiera della lana, del lattiero-caseario, dell'olio, del miele, dell'ortofrutta, del cerealicolo, del zootecnico e siamo riusciti a coinvolgere tutto il comparto turistico sostenibile che appunto va a chiudere la filiera per quel che concerne sia l'enoturismo che l'agriturismo e via dicendo. Dicevo, un percorso particolarmente partecipato, una ventina di incontri dove le aziende sono state protagoniste, aziende di tutti i settori, appunto tavolo per tavolo, filiera per filiera, che hanno raccontato quelli che sono i problemi che riscontrano quotidianamente, per poi arrivare a fare un'analisi SWOT dove abbiamo individuato problemi e soluzioni e abbiamo cercato di fare in modo che i problemi poi potessero diventare opportunità. Ecco che molti sono stati i passaggi che hanno diciamo accomunato tutte le varie filiere. Uno per tutti è stato l'esigenza di fare rete, di fare squadra, di conoscersi. E il distretto nasce proprio per quello, per fare rete, per fare squadra, per promuovere non solo in Sardegna, non solo al consumatore, non solo tra le aziende, ma promuovere in Italia e all'estero, promuovere una Sardegna certificata, una Sardegna bio che esiste ed è forte perché il territorio lo permette, perché il territorio è molto particolare e le sue produzioni sono decisamente eccellenti. Abbiamo deciso così di costituirci su suggerimento di Laore, ma anche perché la legge sul riconoscimento dei distretti non dà molto spazio, però abbiamo ritenuto importante costituirci come fondazione partecipata, cioè partecipata pubblico-privato, seguendo quello che è quella che è la normativa, ossia 8 filiere, quindi un direttivo di almeno 8 partecipanti di ciascuna filiera, quindi in modo da rappresentare tutto il comparto, oltre a almeno un terzo, un quarto di agricoltori, di coltivatori agricoli e ovviamente la partecipazione pubblica. Quindi abbiamo deciso di costituirci come fondazione partecipata
E siamo arrivati al punto della richiesta del riconoscimento. Siamo in fase appunto della richiesta di riconoscimento come distretto regionale, dopodiché una volta che la regione ci darà questo ambito riconoscimento potremo finalmente procedere a cercare di realizzare quello che è il nostro piano di distretto che appunto è un piano di investimenti in 5 anni che nasce dagli incontri fatti con le aziende, quindi interfacciarci direttamente sia col Ministero che con la Regione, ma perché no anche con i fondi europei, per andare a cercare di spingere il comparto, di farlo crescere e di creare nuove opportunità dal punto di vista di internazionalizzazione, della promozione, anche del logo, il logo Bio Sardegna che oggi esiste come distretto, l'abbiamo fatto noi, però sicuramente andremo poi a chiedere alla base, ai produttori di identificarsi in un logo che appunto li accomuni tutti e poi possa andare in giro per il mondo a identificare Sardegna.